Live Social. E ciao a tutti amici di News 24 Live Social, ben ritrovati, io sono il vostro caro Piras Pietro e come ogni giorno, ogni pomeriggio siamo qui per storie e interviste. Quest'oggi ho ancora qui con me il piacere di ospitare Roxana. Ciao Roxana e ben ritrovata ormai. Ciao a tutti, anch'io sono contenta di rivederti. Grazie mille. Allora Roxana, abbiamo parlato un pochettino della tua attività, continuiamo ancora a parlare della tua attività e quindi del tuo team di collaboratori interni. Allora, all'interno di ABC abbiamo un team di collaboratori che giornalmente lavorano con noi, come ad esempio la consulente del lavoro. La consulente del lavoro è la figura che instaura tutti quelli che sono i rapporti di lavoro tra la famiglia e la badante, per cui è la persona che fa assunzioni, cessazioni, modifiche del contratto qualora ce ne sia bisogno. All'interno del nostro team poi si trova anche l'avvocato. Tante volte mi chiedono: ma perché l'avvocato? Perché succedono problematiche con le badanti? No, assolutamente no. In questi 10 anni diciamo che sono proprio capitate 2 volte, ma per cose veramente molto molto sciocche. Ma è la famiglia che a volte si ritrova a chiedere l'amministratore di sostegno. Non sanno bene come funziona, a chi rivolgersi, cosa fare, e all'interno di ABC trovano anche questa figura, o magari dei semplici litigi tra familiari, ecco, su come assistere al meglio il proprio caro, e possono trovarla all'interno proprio di ABC, trovano anche questa figura. Ok, anche un po' per il quieto vivere, per il quieto vivere di tutti, ecco, ma soprattutto per dare delle sicurezze, ecco. Tante volte dice: ma ce l'avete un avvocato? Ma certo, all'interno lavora con noi anche un avvocato. Collaboriamo con un CAF. Il CAF è importantissimo per tutti, sia per tutti i collaboratori, tutti gli assistenti familiari, per le famiglie quando c'è da fare la dichiarazione dei redditi, quando bisogna chiedere dei sostegni per tutti, per cui il CAF è anche lui una figura indispensabile. Certo. L'altra figura è il commercialista. Spesso non sanno bene che cosa si deve fare, anche lì, ma a chi ci possiamo rivolgere? Io dico sempre ad ABC. ABC ha tutte le soluzioni per tutti. Noi siamo proprio per l'ascolto di tutti e per dare delle soluzioni proprio per tutti. Perfetto. E appunto Roxana, come può fare un familiare a mettersi in contatto con voi? Quindi con questi vostri collaboratori, perdonami. È semplicissimo, io dico solo, basta telefonare, prendere un appuntamento. La prima volta è l'ascolto, per capire bene insieme che tipo di professionista loro hanno certo, bisogno. Di cosa bisogna, soprattutto se ne ha realmente bisogno. E tante volte hai ragione, però tante volte magari basta un consiglio, ecco, magari tante volte dice: no, andiamo subito dall'avvocato, il commercialista, e a volte ci accorgiamo che basta semplicemente una chiacchierata per avere il tutto più chiaro. Escono: ok, bene, abbiamo capito come ci dobbiamo muovere. Assolutamente, tutto in poche parole a 360 gradi, come mi dicevi prima. Veramente a 360 gradi, è proprio per tutti. ABC è aperta a tutti. Perfetto Roxana, noi come sempre ci salutiamo, però non è un addio ma è un arrivederci, perché noi ci vediamo alla prossima. A presto e ciao a tutti. E voi amici di News 24 Live Social, come sempre non scappate, perché noi ci ritroviamo qui tra pochissimo con altre storie, altre interviste, tutte nuove, tutte a raccontare, dal vostro caro Piras Pietro. Un saluto, ciao. Live Social.